Lo scudetto italiano di Under 14 femminile andrà a giocarselo Sandonà, da detentrice del titolo, a fine mese in Liguria. Lo scudetto personale invece Feltre l'ha già vinto. Sono state loro le due finaliste dell'Under 14 Veneta 2012 che proprio a Feltre hanno dato il massimo per quello che era, fino a questo momento, la partita più importante della stagione. Hanno vinto le ragazze di Sandonà 3-0, trascinate dall'MVP Marta Masiero, ma a Feltre vanno gli onori della battaglia. Siamo arrivate qui per vincere e quindi ce l'abbiamo messa tutta e è stato molto emozionante. Siamo molto unite, giochiamo tutte con il cuore e non smettiamo mai di volerci bene. Ci alleniamo insieme 4 volte a settimana e 5 con le partite tutto e noi vogliamo vincere di nuovo lo scudetto, cioè là vogliamo arrivare, in alto. Ed il loro tecnico non può chiedere di più a queste ragazze che puntano al massimo risultato possibile. Non sapevamo ancora bene quali erano le nostre forze, oggi l'abbiamo scoperto, o meglio abbiamo confermato, e sono contento perché la squadra ha giocato in una partita importante, in una finale, al meglio delle sue possibilità, quindi questo per un allenatore è il massimo e complimenti assolutamente anche alla squadra avversaria perché ci ha fatto soffrire fino in fondo. È vincitrice dello scudetto dell'anno scorso e quindi questa è una piacevole riconferma e quindi auguro a Sandonà di tenere alto veramente il nome del Veneto anche alle prossime finali nazionali di fine mese. Queste ragazze sono un nuovo gruppo, quindi non hanno nessuna pressione. Lo scudetto c'è stato l'anno scorso, è stato bellissimo, ce lo stiamo godendo ancora. Loro hanno una nuova avventura da fare e basta, non dobbiamo caricarle di altre cose perché devono godersi questi bei momenti. In bocca al lupo a Sandonà che si giocherà presto la propria 8ª finale scudetto consecutiva in Under 14 ed in bocca al lupo anche a Feltre, secondo classificato, che termina qui la stagione ma che ha messo in mostra un gioiello di squadra. Non abbiamo dormito niente, eravamo tutte emozionate. Fino a prima siamo state in ritiro e abbiamo mangiato insieme e adesso siamo venute tutte insieme qua. 4 anni di lavoro per fare questo, siamo rimasti nella storia della società anche della pallavolo bellunese. Cioè questo è il risultato, continuate a lavorare ragazze che questa è la strada giusta. La finale di Feltre con proprio l'Under 14 locale in campo, ed è stata solo una coincidenza perché le finali regionali vengono assegnate ad inizio stagione, è stata la festa di una provincia intera. L'ultima volta di una squadra bellunese in finale regionale, e fu ancora Feltre, risale a 20 anni fa. Ha vinto 5 partite di fila in regione per arrivare qui e ben 20 partite consecutive in provincia senza perdere praticamente nemmeno un set. Quindi un plauso a loro, un plauso a tutto il nostro movimento che ha portato una squadra ad una finale regionale. Questa volta con questa squadra siamo addirittura arrivati in finale, siamo addirittura arrivati a fare la finale a Feltre, meglio di così non poteva andare. Poi dopo trovarci di fronte a una realtà come Sandonà non è semplice giocarci, però ci abbiamo messa tutta e quello che potevamo fare l'abbiamo fatto.